ci fu un momento in cui, dopo la liberazione di Garibaldi, ci fu un'altra liberazione, la liberazione dalla guerra, dai fascisti, dai nazisti. E la prima bandiera dell'Italia liberata fu messa in una spiaggia, la spiaggia Mollarella di Licata, in provincia di Agrigento, in Sicilia. La stessa Sicilia che ora ha bisogno di essere liberata dal peso dell'indifferenza, perché fino all'altro ieri sono morti nel canale di Sicilia 946 migranti. La Sicilia ha sempre avuto un ruolo importante per il Mediterraneo, per l'Italia e per l'Europa. E per essere un'Italia libera bisogna che l'Italia, la Sicilia, siano una terra che possa accogliere di più, perché la Sicilia è una terra che poche volte accoglie, molte volte ospita, ma poche volte accoglie. E il valore della solidarietà, dell'accoglienza, della libertà è un valore assoluto, perché noi abbiamo vissuto la forza di essere liberati, come in questo punto dello sbarco degli americani. L'Usuli ancora non aveva spuntato, e l'Afa leva usciato e un duna bentu. Lo caudo e lo silenzio un piccicusu di luglio, quando non tira manco vento. A via di picca passato mezzanotti, quando per mari lesti verso terra, arrivarono non saccio quanti varchi per liberare sta gente di la guerra. La prua che taglia l'una e tira innanzi, a poppa che va presso all'utimuni e governa lo passo delle remi, tutte le navi una presso all'altra, dritti in capo la scia di bianca schiuma. La prima, l'ammiraglia è già vicina, tocca chi resta per toccare terra, i veli sono tutti ammainati e suona già la giumma di la guerra. La nave ancora non è ancorata e nuggio sapisi suoi amici o traditori. L'esercito si prepara alla scannata, ma d'improvviso spuntavo l'Usuli. E l'alba di l'11 di luglio, entro la spiaggia Mollarella di Licata, sbarcano gli americani in capo un scoglio e chiantano la bandiera dell'Italia liberata. Appresso Gela, Palermo e Siracusa, Agrigento, Scoglitti e Carlentini. Già s'ero più di 300 carri armati, più di 10.000 americani. Le femmine senza più le scialli niuri, tutti i mariti tornano a brazzari e alle figli ci levano le elmetti. Li lavano con bianchi fazzoletti e 1000 fazzoletti arriccamati sventoliavano pellicciati e a ogni passaggio di americani canti, canzoni e battute di mani, linzola bianchi stinnuti agli balconi e suono di chitarri e mannolini. Ora finì sta tinta dittatura e liberi torniamo come prima. E mentre Usuli è allo tramontari, mentre si giungono i mariti con le moglieri, mentre le femmine con gli americani fanno l'amore a tutti i cantoneri, sto popolo non smette di sperare e agli alleati, santi liberatori, domandano speranze e protezioni. A luna in cielo e l'aria è profumata di zucchero, cannella e cioccolata. Cantano voci e aggiuma la nottata. Questa è la voce dell'Italia liberata.